Sophie, ma che hai fatto? Ti convinci che una foto non ha nessun significato? È solo per i like, per far vedere che stai in forma, che ti diverti, che sei felice, per piacere agli altri, per piacere a te stessa. E allora lo fanno tutte. È facile decidere chi vuoi essere sui social. Sei tu a scegliere della tua immagine. Sembra scontato, ma nella realtà non è sempre così facile. Sui social puoi essere chiunque tu voglia. Sophie, la più tosta della scuola, quella a cui non gliene frega niente. Il mondo online è il tuo mondo e se rispetti i confini nessuno potrà dirti nulla. Nulla. Il momento peggiore è quando le offese escono da quel maledetto telefono e finiscono con il rovinarti la vita. Le parole cominciano a bruciare ancora di più, fino a diventare pesi insopportabili. Lo sai che dovresti fottertene, ma non ci riesci. Continui a pensare alle offese di quelli che credevi amici. Non puoi evitare i loro sguardi. Solo tu sai che l'idea che si sono fatti di te è qualcosa che non esiste, che non corrisponde al vero. Colpa loro, ti dici. Sono loro quelli chiusi di mente, non tu. Ma fa male. La verità, ti ritrovi addosso un'etichetta che non ti appartiene. Se non posti foto sei una sfigata. E se lo fai, finisci col diventare una troia. Una puttana. Ma che vuol dire? Più ci pensi e più te ne rendi conto. Non significa un bel niente. Perché per i ragazzi non è così? Perché nessuno li giudica per quello che fanno o che dicono? Ed eccoti qui. Ti ritrovi sola. Ad alzare il volume della musica per non sentire il rumore dei tuoi pensieri. Ma non si è mai perfetti abbastanza. Questa è la verità. Sei sbagliata. Non sei all'altezza. È una battaglia persa. Ognuno troverà sempre il modo di giudicarti, di etichettarti per come sei, per quello che sei. Ti chiedi se il giudizio degli altri conta.
Ti guardi come se il tuo corpo non ti appartenesse, ma fosse per gli altri. E lo odi. Lo odi. Eppure è così facile reagire. Quando tutti sono chiusi nel loro mondo, devi trovare il coraggio, la forza di fare qualcosa. Per te. Proprio come quelle foto che pubblichi per te. Sophie sono io. Sophie e nient'altro. Nessuna etichetta, nessuno schema, nessuna categoria. E voglio finalmente riprendere in mano la mia reputazione, la mia immagine, la mia vita fuori dai miei incubi, fuori dai pregiudizi, fuori dalla rete.